Ciao a tutti, oggi faremo insieme i rosti di patate con pancetta affumicata e formaggio dolce sardo, un formaggio tipico sardo che viene prodotto in Sardegna appunto, a pasta molle e da sapore dolce. Se non lo trovate o non l'avete o non vi piace potete utilizzare un altro tipo di formaggio che preferite, tipo la groviera o la fontina o quello che vi piace di più. Adesso andiamo a fare la ricetta? Per preparare i rosti ci occorreranno circa 800 g di patate lessate e private dalla loro buccia, poi circa 100 g di dolce sardo, che è un formaggio fresco da tavola a pasta molle ed è prodotto in Sardegna, ma se non lo avete potete usare un altro tipo di formaggio sempre a pasta molle e dal sapore dolce. 100 g di pancetta a cubetti affumicata, rosmarino, pepe e sale, e poi ci muniamo di una grattugia con i fori larghi e iniziamo a grattugiare le nostre patate. Ci sono due diversi modi di preparare questa ricetta, o partendo con le patate crude, cioè togliendo la buccia e grattugiandole da crude, oppure come ho fatto io, le ho sbollentate, ho preferito sbollentarle almeno per 10 minuti lasciandole comunque molto al dente. Adesso le ho grattugiate, ho grattugiato tutte le patate e adesso mettiamo tutto il condimento, quindi la pancetta, il dolce sardo e il pepe e il sale, e amalgamiamo tutto. Questa è la quantità di sale. Io preferisco sempre mantenermi bassa con il sale perché quando è insipido si può sempre aggiungere, invece se risulta salato è un po' difficile e diventa proprio immangiabile. E una puntina così di pepe e mescoliamo. Una volta preparato l'impasto, cosa ho fatto? Mi sono preparata i rosti da cuocere in padella, ma se volete potete cuocerli anche così al forno. Mi sono aiutata con un coppapasta da 10 cm, ho creato le forme e le ho disposte sopra un foglio di carta a forno leggermente unta con l'olio, e adesso ci spostiamo sui fornelli. Facciamo sciogliere bene il burro e dopo disponiamo i rosti uno alla volta. Il burro è sciolto, ora prendiamo un rosti alla volta e lo posizioniamo al centro della padella e lasciamo che diventi dorato, dopodiché lo giriamo. Ecco, vedete, quando diventa proprio una bella crosticina dorata, si girano e si lasciano cuocere anche dall'altra parte. Man mano che si cucinano, il burro noterete che verrà assorbito e quindi diminuirà. In questo caso possiamo aggiungere anche qualche altro pezzettino, oppure se preferite potete usare direttamente l'olio extravergine d'oliva. Ecco, siamo arrivati all'ultimo rosti e una volta pronti io li ho posizionati su un foglio di carta da forno pulito sopra la teglia, così disposti senza sovrapporli. Fate molta attenzione quando li girate perché sono molto delicati, quindi potrebbero rompersi molto facilmente. E con le dosi che poi troverete sotto in basso nella descrizione escono circa 8 o 9 rosti, e qui come vedete ne mancano già due perché è passato mio figlio e come al solito non ha resistito. Questo purtroppo a casa mia succede molto spesso. Mi sono accorta di essermi dimenticata di mettere il rosmarino, ma non succede niente e lo mettiamo adesso sopra così. Alla fine forse è anche meglio mettere il rosmarino alla fine, insaporisce di più. Se ce l'avete fresco è meglio anche metterlo fresco, io non lo avevo e ho usato questo. Ecco il nostro rosti, sentite? Bello croccante fuori. Adesso ne tagliamo uno insieme, vediamo un attimino. Eccolo qua. Ecco qua. È morbido dentro.